Quindi come giudica il contesto dell'operazione Mare Nostrum, proprio l'intervento, quello che lei ha detto, insomma, quando c'era bisogno dell'Italia, l'Italia c'è sempre stata, e adesso che l'Italia ha bisogno, dove sono gli altri paesi dell'Europa? È un'Italia poco autorevole, abbandonata a se stessa, con chi ci ha governato in questi anni che non è stato in grado di affermare le nostre ragioni. Questo è il problema vero. Allora l'operazione Mare Nostrum è soltanto un pannicello caldo nel tentativo di tamponare una vicenda, ma non è la soluzione. Noi abbiamo bisogno una volta per tutte di una soluzione. Allora, che ci sia l'immigrazione non può essere negato, è un fenomeno che esiste, non possiamo fare finta di non vederlo. Il problema è trovare le soluzioni adeguate e ripeto, l'unica soluzione vera che possiamo trovare è che il problema dell'immigrazione in Italia è un problema europeo. Però i nostri rappresentanti in Europa questo non lo hanno mai fatto, farci rispettare in Europa. D'altronde, se vogliamo andare indietro nel tempo, ma non troppo, in Europa abbiamo sempre mandato soggetti che erano considerati trombati della politica, quelli che non ce l'avevano fatta. Avevamo sempre considerato l'Europa come un cimitero di elefanti a fine carriera. Gli altri paesi europei cosa hanno fatto? Hanno mandato le migliori risorse per fare in modo di prendere i contributi dall'Europa, i finanziamenti dall'Europa, utilizzare l'Europa. L'Italia questo ha fatto, non ha mai utilizzato quella che era un'opportunità l'Europa. Se l'Europa deve essere un'opportunità dobbiamo saperla sfruttare e mandare gli uomini migliori. In caso contrario non ha senso farlo. E voglio fare un inciso: l'Italia dei Valori lo ha già fatto. Nell'ultima legislatura il miglior deputato italiano in Europa è Gian Maria Uggias, che è un deputato della Sardegna, che è proprio dell'Italia dei Valori, a dimostrazione che se mandi in Europa persone serie, alla fine i risultati li ottieni.